Il dirigente generale del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti della Regione ha firmato il decreto di finanziamento per la realizzazione della nuova rete idrica di Agrigento. Il progetto invece è stato approvato nei mesi scorsi dalla Giunta Lombardo. Nelle casse del lato idrico andranno 26 milioni e 179 mila euro che dovranno servire per il rifacimento totale della condotta che porta l'acqua nelle case degli agrigentini. Il decreto adesso è in attesa di registrazione alla Corte dei Conti, poi sarà notificato al Presidente del lato idrico e sarà finalmente possibile passare alla fase esecutiva. Soddisfatto il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. Preso atto e con piacere e apprezzamento nei confronti del governo della regione che è stato fatto un nuovo decreto per il finanziamento della rete idrica di Agrigento. Praticamente il governo della regione aveva impegnato i fondi FAS che il governo nazionale non ha mai dato alla regione siciliana, per cui quel finanziamento si trovava in un binario morto. Il governo della regione ha fatto un ulteriore decreto dove ha impegnato questi fondi nei capitoli POFESTR 2007-2013 che sono oggi alla firma e alla registrazione della Corte dei Conti. Sul piano politico ritengo che si tratti di un risultato importante che va a migliorare complessivamente il sistema idrico della nostra città e in questo senso ritengo che si tratti di un gesto di attenzione da parte del governo della regione notevole nei confronti di Agrigento e per quanto mi riguarda c'è il massimo di apprezzamento nei confronti della regione per questo segnale nei confronti della nostra città. Ed il sindaco Marco Zambuto rivendica la proprietà del Pala Congressi. La struttura del villaggio Mosè appartiene alla regione ma è gestita dal comune che effettua a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria. Ho fatto delle lettere alla regione siciliana sulla vicenda del Pala Congressi nella quale ho detto o ce lo trasferite, ci trasferite tutta la proprietà a noi come comune di Agrigento e in questo caso ci occupiamo anche della manutenzione straordinaria o lo tenete voi completamente, oppure ci date anche la superficie, il diritto di superficie dei tetti, in modo tale da poter anche lì valutare alcune operazioni che si possono andare a realizzare per riuscire a garantire anche la manutenzione straordinaria della struttura. In questo senso ci stiamo lavorando, è chiaro che il problema è da un lato giuridico, dall'altro lato economico, però stiamo lavorando anche lì per trovare la soluzione.